Un sistema che punta a regolamentare gli alloggi turistici nella nostra regione, in particolare nelle città più soggette al fenomeno dell'abusivismo come Venezia. È il nuovo disegno di legge regionale sulle locazioni turistiche. Sarà seguito da un regolamento specifico che dovrebbe essere operativo entro la fine dell'anno. La forza di questa misura è finalmente fare chiarezza e evitare gli abusivismi. Oggi chi va a locare un appartamento e utilizza i portali turistici deve indicare questo codice identificativo che la regione darà. Codice che andrà riportato nelle inserzioni online a garanzia che l'alloggio è regolare. Noi pensiamo che grazie a questo codice identificativo tutte le locazioni turistiche dovranno inserire il codice nei portali turistici telematici, di conseguenza le forze dell'ordine, quindi le polizie municipali che sono addette al controllo, alla vigilanza delle locazioni, potranno avere costantemente sotto controllo chi lavora secondo le regole e chi invece è un totale abusivo. La prima regola riguarda il fatto che venga esposto all'interno dei portali internet, quindi evitare ciò che di fatto oggigiorno è la massa delle locazioni turistiche che avvengono tramite questo strumento, però noi abbiamo pensato anche alla possibilità di mettere questo codice anche dal punto di vista fisico all'esterno degli appartamenti, laddove è possibile. Faremo un regolamento apposta che tenga anche presente le difficoltà in alcune città particolari, penso per esempio a Venezia, dove ci sono anche problematiche relative alla soprintendenza, quindi, ma su questo lo definiremo con un regolamento apposito di giunta regionale. La normativa riguarda oltre 37.000 strutture in Veneto, oltre ad eventuali alloggi in nero, e tutte dovranno fare richiesta del codice identificativo previa autocertificazione del rispetto delle nuove norme per poter continuare ad operare ed entreranno così nel database regionale. La novità importante sono le sanzioni previste, più aspre rispetto al passato.